massimo a 0 gradi. A 0 gradi. Saranno problemi di ghiaccio? Problemi di ghiaccio, sì, infatti manderemo i mezzi spargisale e quindi domani mattina non sarà possibile fare il bagno in mare, diciamo. La piscina sarà tutta svuotata, sarà proprio inagibile, infatti il bagnino diventerà il fruttore di pattinaggio, perché la piscina si piacerà tutta e quindi fare l'istruttore di pattinaggio. Vabbè, il vento, manca solo il vento. Non so che quando sono questioni diretti. Allora dicevamo, chiedo scusa, La smetti. Il vento, interessa i venti, sì. beh, i venti ci sono, Poi ce lo porti vari chilometri o quanto vale, ci sono, però ci saranno un po' di venti, quindi occhio sempre a non raffreddare, perché qualche colpo d'aria può sempre succedere che prende la gola, quei doloretti così. Comunque, i venti non saranno forti perché c'è o piove o tira il vento, quindi due sono le cose, come piove non tira il vento, ci sono. Altro? Abbiamo finito solo la temperatura massima, così una curiosità mia del resto. Curiosità mia, quindi temperatura massima e temperatura minima. Non mi devi cercare, Mettila! allora, dicevano che io come distraggono no, la temperatura massima, ma che cosa vedo nei miei occhi? Ah, ok, no, sì, è un brutto momento, vai. Le temperature massime non ci sono questa settimana. Ho capito, quindi stiamo tranquilli perché la massima non state tranquilli che le massime non vi interessano, non questa settimana. Va bene, allora la ringrazio e speriamo di sentirla domani. Io la volevo invitare perché siccome qua stiamo facendo un festino, se lei Che tipo di festino? non si può dire, comunque se venga poi non mangiando viene l'appetito. Allora metto la sigla e vengo. Va bene, Corro e vengo. va bene. Ok, vai. Posso salutare tutti gli amici della piscina? Come no? Ok, saluto a tutti costi. Ciao! Tutti quanti e a tutti costi. Ok, lei mi saluta sua sorella. Quando ci dobbiamo sentire? Domani, lei mi saluta sua sorella. E lei mi saluta sua madre. Va bene? Ciao, tante cose.